ha voluto essere sul Ponte Vecchio di Bassano, simbolo della nostra storia, simbolo della nostra cultura. Jacopo Berti, candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. Unico l'obiettivo: per cambiare il sistema, ha dichiarato. Noi siamo qua per vincere, siamo qua per governare, perché solo andando al governo avremo la possibilità di cambiare questa regione e lo Stato. Quindi parte da noi, parte da queste persone su questo ponte, ma parte da tutti i cittadini del Veneto. La cosa più triste è che io vedo queste persone che da settimane non riescono a dare una singola risposta a nessun imprenditore, quando purtroppo vediamo cosa sta succedendo. A Grisignano l'altro giorno abbiamo perso un altro nostro lavoratore, mentre loro si azzuffano per le poltrone per spartirsi il malloppo. Noi invece siamo qui oggi a dare risposte concrete. Parliamo di 25.000 euro per ogni imprenditore che voglia aprire un'attività o che ce l'abbia già. Queste sono le risposte concrete, questi sono i temi per riuscire a risollevare la nostra regione. Grandi infrastrutture minate dalla corruzione anche nella nostra regione. Ma assolutamente, ormai li vanno ad arrestare con il pullman, pacchetti di 10 in 10, perché se noi lasciamo che queste mangiatoie, perché ormai le grandi opere si sono rivelate delle mangiatoie per questi gruppi politici, e continuiamo a lasciare questo humus naturale della corruzione nella nostra regione, abbiamo distrutto un territorio mai servito a noi. Quali saranno i punti, oltre a questo, su cui verrà focalizzato il suo lavoro? Il nostro lavoro è un lavoro dove la persona è al centro, non la grande opera. Ora sta a noi tirarci sulle maniche e cambiare il paese. L'hanno fatto i nostri nonni combattendo su questo ponte, combattendo per queste terre, adesso tocca a noi combattere per difenderci da questo sistema.